Che bello, sta attraversando sulle strisce contromano. Ah, oh, qua la puntata proprio. Ehi! Ehi! Infrazione, 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 la sto filmando. La Formula 1, zio! Mi arrestano subito. Panico! E ragazzuoli, bentornati sul canale. Anche oggi siamo in un nuovissimo Cosa vuol dire guidare a Napoli. Siamo in compagnia di 3 ragazzi romagnoli che mi seguono. Erano di passaggio per Napoli, mi hanno mandato un messaggio e ho detto: no ragazzi, non potete non vedere il lungomare, non potete ammirare quanto è bella Napoli. Loro hanno alloggiato a Mondragone e stamattina sono direzione Calabria, quindi hanno un bel po' di strada da fare, vero? Faremo questo piccolo break dove li porterò a mangiare qualcosina di tipico, gli farò vedere un po' come si guida a Napoli. Già ci siamo fatti un casino di risate perché hanno detto che nel traffico veramente hanno paura. Già abbiamo trattato anche il discorso assicurazioni e ragazzi vi farò un video dedicato perché rimanete scioccati tutti quanti tutte le volte quando vi dico che pago 2000 euro all'anno di assicurazione sulle MT-09. Anche loro ci hanno dato ragione, hanno detto fai bene, fate bene a fare le targhe polacche perché ti mettono veramente nella condizione che non puoi andare in moto, cioè non puoi assicurare un mezzo perché ti costa più del mezzo. Un po' di enduro? Che bello. Devi fare la benzina? Hai visto come è carina? La chittata pure. No, ma è bellina proprio come l'ha fatta. Non l'avevo vista, infatti sono passato davanti e dico, wow, ma è carina proprio questa moto. Com'è la situazione traffico allora? Vabbè dai, ci fa l'abitudine. 103 euro tutte le volte ti prendi. Ladra. Ho messo la mano così non potete carpire il mio codice PIN. Dai, transazione eseguita, ridammi la carta, brutta merda. Dammi la carta. Oh, mo 102,29, già si è rubato un euro, eh. Io devo fare il pieno perché so proprio a secco, a secco, a secco. Mi sono fatto il bagno con la benzina, porca vacca. Sono un coglione. Era rosso per te, ma tranquillo. Dove corri? Questa mi ha insegnato. Questa era molto più aggressiva. Questa è lineare, col freno la controlli tranquillo. Questa era molto wow wow ogni volta che... Con lei ho imparato tantissimo sull'impennata. Giustamente poverina si trova in difficoltà. Carlotta va tranquilla perché ormai è abituata nel traffico, ma loro non sono abituati a fare ciò. Giustamente si ritrovano a avere situazioni in cui si vedono stretti dalle auto in tutti i sensi, macchine che si buttano a destra e a sinistra, il caos più totale. Ma che casino fai, fra? Bellissimo! Later. Ragazzoli, questo è il lungomare. Mancava guidare così, mamma mia che bello. Provo a guidare così su, mi arrestano subito. Hai visto? Qua invece vuoi, qua ti diverti. Ah, ma io lo faccio anche su però. Sì, sì, madonna. A te ti ho visto un po' pensierosa quando ti dovevi infilare. Non hai idea di che testa mi facevano iniziare. Passo. Ma devi stare tranquilla perché si allargano loro nel caso, ti guardano. Timorosa, poi ho capito che se non guidi così ti alzano in aria direttamente. Sì, qui sì. La Formula 1, zio! È entrata come un pazzo! Ma la messa però. Mo sì, l'ha messa! E ragazzi, anche se c'è un po' di foschia, come fai a non dirlo? Ma quanto è bella Napoli! Sono veramente contento, stamattina ragazzi mi hanno cambiato veramente l'umore. Stiamo parlando un po' del canale, loro mi seguono da un bel po' e mi fa veramente piacere sentire e dire che si vede la passione che ci metto in quando faccio un'esperienza, le emozioni che io provo, l'adrenalina, quindi veramente sono contento. Io mi volevo fermare al Castel dell'Ovo. Pure. Non lo so perché ti sei voluto fermare qua. Women. Allora ragazzi, risaliamo in moto. Era un bluff. Quanto è bella.
Ah, bello, con la freccia a sinistra poi ha girato a destra, che grande. Te esci da questo vicolo e ti ritrovi questo ben di Dio. Come fai a non innamorarti? Mi dispiace che c'è foschia oggi e non si vede il Vesuvio. Sono veramente contento, ragazzi. Ci hanno riempito di complimenti, hanno detto che si vede che siamo ragazzi alla mano. Avevano contattato altri youtuber ma senza risposta. Invece voi lo sapete, io cerco sempre di accontentare tutti quanti voi, anche perché grazie a voi se questo è un lavoro per me oggi. Quindi vi sarò sempre debitore, ragazzi. Grazie sempre, veramente. Adesso torniamo a fare i cazzoni perché siamo in un cosa vuol dire guidare a Napoli e dobbiamo accontentare il pubblico. Ce l'hai sempre storta sta cosa. Adesso stiamo entrando un po' nel centro storico. Guardatela come corre, poi dice che sono io che corro, guarda. È quella cosa microscopica, si infila ovunque, si infila. Mi hai tamponato? Sì, poi ti lamenti che si rompono le forcelle, eh? Ha preso un fosso l'altro giorno, si è piegata la moto, veramente, vero? Inizi già a tagliarmi la strada? Bravo. Che mi bussi, ne? Che bussi a fare, ne? Una volta che hai imparato a guidare qui, puoi guidare ovunque. Ci sono gli amici davanti. Io sono senza DB killer. È meglio evitare perché non sappiamo. Oh! Infrazione, la sto filmando, voi questo non lo potreste fare, Mando il video alla polizia, Qui siamo nel centro della savana, ragazzi. Qui possiamo trovare diversi animali che girano per questa città. Possiamo trovare diverse specie di napoletano. Quello frustrato alla guida, il cuozzo che cammina, il vecchietto arrabbiato. Adesso stiamo facendo una cosa che è una cosa illecita, si può dire, ma che fanno tutti quanti perché non ci sono strade alternative. Ci fermiamo fuori da Raceto, noi giriamo e loro girano per la tangenziale. Il carabiniere guardava la mia bella moto, gli piaceva? Sicuramente, perché è troppo bella, guardate come sbrelluccica sotto il sole. Lei continua, anche se mi ha visto, ma prova a speronarmi, così è contenta. Grazie ragazzi. E di cosa, ragazzi? È stato un piacere veramente. Vi aspettiamo ad agosto, se no ci aspettate voi sopra, perché un giro noi sopra ce lo veniamo a fare volentieri. No, amore, 101 sta lì. Sei capace di perderti anche in un quadrato. Ma è Napoli! Un bacione, ragazzi! Buon viaggio! Che bello, amore! Sì, no, ma a parte simpaticissimi, è stato bello anche il fatto di quello che hanno detto, che si vede di come siamo su web, siamo anche di persone, siamo ragazzi alla mano e non lo facciamo semplicemente perché dobbiamo far successo o altro, e perché siamo così, siamo due minchioni. Come già stavo dicendo, vedete? E la nostra è una merce di tanto valore questa. Sono due moto super potentissime. Quanto siamo belli noi napoletani, vedete? La battuta sempre pronta, vedi? Ma chi cacchio lo conosceva il signore? Però hai visto, subito ha fatto la battuta. Per questo ho detto anche ai ragazzi, devono venire qualche giorno in più per vivere lo spirito napoletano, provare le cose napoletane, vivere Napoli appieno, perché ragazzi, Napoli va vissuta, i napoletani vanno vissuti e vanno capiti, cioè perché è tutto diverso. Niente. Ehi, che fai? Non ti permettere la mia... ma mi dai cazzotti nella GoPro? Stavo bloccando la transition. Un altro cazzotto mi hai dato. Una sposa! Auguri alla sposa! L'anarchia degli incroci, che bello! Qui bisogna camminare su questa strada perché di là sfondi completamente la moto. Bobom, bobom, bobom. Valentino, perché sfondi le sospensioni? Ti piace impennare? No! Sì, mi piace impennare, ma non le sfondo per quello. Le sfondo perché c'è la strada del cacchio. Non è che sto concentrata, sto proprio con 56 occhi aperti. Devi avere 56 occhi aperti qua, amore, perché sennò ti investono. Giustamente è scattato il verde, questo stavo parlando con tutta la calma, dritta, dritta. Uno va per accelerare nel casino e li investe. Loro che sono sulle strisce li dovreste far passare, Ah, oh, la puntata proprio. Grande zio Contromano.
Guarda, lo stava schiacciando. State tutti impappuliati. Che cazzo vuol dire? Che cazzo ho detto? Impappuliati. Siete degli imballati, siete. La mia 09 ha bisogno di sfogare la sua rabbia, vedete? Poi mi slitta ed è colpa vostra. Vai Johnny! Cioè qua ci sono le strisce, non è che dici tu stanno in Giappone. È un casino, amore. Anche il ragazzo, vedi, ci dà il consenso e dice sì, è un casino. E di nuovo che si butta come un pazzo lui per non farli passare. Che bello, sta attraversando sulle strisce contromano. Mi devo fare anche io la targa nuova così, perché ragazzi sicuramente non vai a prendere un verbale. Cioè c'è questa targa nuova che hanno fatto adesso a Napoli, che è perfetta soprattutto per chi vuole fare qualche infrazione in più o per chi vuole risparmiare sull'assicurazione, che ti aiuta tantissimo, cioè per non avere problemi, vedi, così posso girare anche io dove voglio, quando voglio, come voglio. Levissima, altissima, purissima. Io avrei la precedenza, però come preferite, dai. Vai. Anche se ci sono le strisce, ma voi non le sapete utilizzare. Senza teso una vela stracciata, una nave che affonda, che piano va giù. Senza teso fa come sto cielo mi sta venendo addosso. Ah, il pullman sta tagliando così perché giustamente c'è la macchina parcheggiata in doppia fila. Mamma mia, se l'è scansato non so come, ma non doveva scansarselo. Bravo, che ho 7.577,9. Fai paura. Oh, 4.500 li ho fatti io praticamente. Io ho fatto una scorreggina. Io devo fare la cacca. Ah, devi fare la cacca tu. Questo non lo puoi fare, tu. Ma quanto spara bene la 09? Spara bene, la 09. Pa, pa! Le botte, i fuochi d'artificio, la ruota che slitta, la potenza. Non lasciarmi morire, rimane con me. Non mi abbandonare. A piedi. Facendo una faticata, ti sei presa il posto largo. Brutta stronzetta. Lo so che sei entrata proprio bene tu, amore. Non riesco nemmeno ad uscire. A few moments later. E ti ritrovi su questo fantastico lungomare. Ma cosa stanno facendo? Stanno girando. Vai uomo! Ah no, vai donna! Che cacche di strade. Poi esci da questa grotta e ti ritrovi. Oppala, vai. L'ultimo fosso è quello finale. Cioè vabbè, l'ultimo fosso poi è un parolone. Ce ne sono altri 500.000 da prendere prima di arrivare a casa. A 80-90 all'ora pareva che si stesse smantellando. Questo ho detto la stessa cosa. 80 all'ora chiappi un sacco di dislivelli, si smantella. Si smantella anche la mia, amo. È colpa della strada. Non ci possiamo fare niente. Dobbiamo tenerci le strade così e pagare le tasse inutilmente. E poi Borrelli continua a mettere i miei video mandati da qualche frustrato. L'ultima volta hanno unito anche un video mio a quello di Covas. Mi sto divertendo un casino, ragazzi. Io non vorrei dissarlo, ma me lo sta tirando proprio dalle mani. Veramente, di cosa stiamo parlando? Io discrimino Napoli per dire dei fossi. Anche stamattina i ragazzi che sono venuti, se sono venuti a Napoli, se si sono fermati a Napoli, è per noi. Cioè hanno dormito a Mondragone e erano di passaggio, sarebbero andati direttamente in costiera, il lungomare non l'avrebbero proprio visto. E invece noi li abbiamo portato a vedere Napoli e loro ritorneranno ad agosto proprio perché io vogliamo far vedere appieno tutto. Cioè quindi che cazzo di discorsi mi fai, Borrelli, che io discrimino Napoli? Se dobbiamo dirla tutta, tantissima gente è venuta a Napoli semplicemente solo per venire a trovare me o per scoprire e per vivere appieno quello che io vi racconto tutti i giorni. Quindi vaffanculo. Che bel murales che hanno fatto, spettacolare, la prima volta che lo vedo. E anche lui passa con il rosso. Comunque hanno visto i miei video perché hanno tappato qualche buco. Vedete? Giusto qualcuno, perché poi tutte le altre voragini di dislivelli li hanno lasciati. Tanto finché non piove è tutto ok. Appena piove ci ritroviamo di nuovo peggio di prima. Quindi non è che
Bella zio, non puoi andare piano a Napoli, perché sennò ti succedono gli incidenti. È un controsenso ragazzi, ma è così. Se adesso mi fermassi per dare precedenza, c'ho qualcuno dietro che mi tampona. Comunque io vi invito a venire a visitare Napoli sempre. Vi ricordo che qualsiasi cosa potete contattarmi, io sono a disposizione, a meno che non lavoro o sono impegnato come stamattina. Potevamo dedicare un paio d'ore ragazzi e ho il piacere di farlo. Se io sono diventato qualcuno è proprio grazie a loro, grazie a voi, grazie a chi mi segue e mi dà supporto giorno per giorno. Vedi, un ragazzo che mi segue, che spizia, che belli sti fatti, madonna mia. E adesso che siamo su una strada chiusa, vi posso salutare alla mia maniera. Ci becchiamo alla prossima avventura ragazzi. Ciao! Panico! Ciao!